Quella c'è il po' fa. Allora, benvenuti a tutti. Iniziamo, siamo in attesa di Massimo Zedda che come al solito è in ritardo, ma lo perdoniamo, visti appunto gli impegni che ha. Inizio con ringraziare tutte le persone che sono intervenute. Non si sente? Inizio con ringraziare tutte le persone che sono intervenute. La scelta di questo luogo non è casuale, nel senso che io sono profondamente affezionata, visti i miei 18 anni in Caritas e visto che all'interno appunto di questo teatro abbiamo portato avanti progetti finalizzati all'emancipazione di persone in condizioni di svantaggio. Quindi ringrazio ovviamente per l'ospitalità. Oggi a me il compito di introdurre delle persone che sono cariche istituzionali, in realtà per me sono dei compagni che hanno condiviso una militanza politica, hanno condiviso una visione della società che il nostro partito Progressisti, prima Sinistra Ecologia e Libertà, ha portato avanti in tanti anni. Inizio quindi a dare la parola all'onorevole Francesca Ghirra, utilizziamo un linguaggio di genere e vi invito anche a farmi un applauso. Buonasera a tutti, io ringrazio Anna per aver organizzato questa bella serata, ma soprattutto per l'impegno che lei da anni mette a disposizione della nostra comunità. Come sapete, Anna è da tantissimo tempo che si occupa di politiche sociali fondamentalmente, ma più ampiamente di tutti quei settori, tutti quei servizi che hanno necessità di un intervento multidisciplinare, come le piace chiamarlo, perché la sua attività politica ma anche professionale è sempre stata orientata a migliorare sicuramente le condizioni della nostra città, ma con uno sguardo alle persone più fragili. La sua presenza all'interno dell'amministrazione comunale è sempre stata indispensabile e preziosa. Insieme abbiamo portato avanti tante battaglie, come sapete appunto lei si è sempre occupata, oltre che di politiche sociali, ad esempio di lavori pubblici, di interventi infrastrutturali, e il lavoro che noi negli anni dell'amministrazione ZEDA abbiamo fatto per Cagliari era orientato a cercare di dare qualità a tutti i quartieri della città senza lasciare nessuno escluso. E questo abbiamo cercato di farlo non solo attraverso interventi infrastrutturali e quindi migliorando la condizione delle strade, dei marciapiedi, dei parchi, degli edifici pubblici, ma soprattutto programmando degli interventi che agevolassero la qualità della vita delle persone, appunto con un particolare sguardo e una particolare sensibilità verso chi ha più difficoltà. In questo momento ci troviamo in una fase piuttosto complicata, non solo perché arriviamo da 5 anni disastrosi, come avrete avuto modo di vedere. L'amministrazione di centrodestra ci lascia la città in condizioni pietose non solo per quanto riguarda gli spazi pubblici, ma anche la cura delle persone. Purtroppo uno degli atti che abbiamo più criticato in Consiglio Comunale è stato ad esempio il cosiddetto regolamento sulla sicurezza, che è stato, diciamo, da un punto di vista nominale semplicemente un aggiornamento
di una norma che si rifaceva addirittura a un regio decreto, ma che ha introdotto una serie di disposizioni che dimostrano lo sguardo che la destra ha verso le persone più fragili della società, e allora viene ridotto tutto a una questione di decoro, e quindi il problema non è che l'amministrazione non investe in fondi per l'inclusione sociale o per realizzare abitazioni dove le persone possano trovare una vita dignitosa, ma è volto piuttosto a punire chi, non avendo una casa, magari si trova a dover dormire per strada e quindi viene multato dalla polizia. Ho visto proprio oggi quelle immagini terribili di quando andavano con gli idranti a pulire i portici, mandando via dei senza tetto che trovavano ricovero lì sotto, o addirittura bandendo chi chiede l'elemosina, che è diventato appunto un terribile criminale agli occhi dell'amministrazione. Ha questo tipo di sguardo sulla città, sulle appunto categorie più deboli, si accompagna a un periodo non bellissimo neanche dal punto di vista del governo nazionale. Purtroppo appunto i poveri e i fragili sono visti come delle persone da emarginare, da punire piuttosto che da includere all'interno della nostra società, e alcuni degli atti che sono stati portati avanti dal governo lo dimostrano. Lo scorso 1° maggio, ad esempio, è stato con un cattivo gusto che non saprei definire, è stato approvato il cosiddetto decreto lavoro, che oltre a introdurre tutta una serie di misure che precarizzano il mondo del lavoro nel nostro paese, introducendo contratti a tempo determinato, brevissimi, voucher, eccetera, aveva abolito il reddito di cittadinanza. Una misura che anche noi abbiamo criticato, perché di fatto non raggiungeva gli obiettivi che si era posto di mettere a sistema le esigenze, la domanda e l'offerta di lavoro, che però aveva incluso al suo interno tutti quei fondi per le estreme povertà che con la sua abolizione di fatto non vengono più erogati, e questa gestione così maldestra, diciamo sempre per usare degli eufemismi, chiaramente poi ricade sulle spalle dei comuni, che devono gestire a mani nude delle emergenze sociali che vanno via via crescendo, perché appunto nel nostro paese il costo della vita aumentano i divari sociali. Proprio ieri c'è stata la presentazione del rapporto Istat che fa un disegno del nostro paese disastroso, su cui sarebbe opportuno intervenire davvero supportando le persone. Anche il ceto medio si sta impoverendo, cioè l'obiettivo che stanno riuscendo a raggiungere con le nuove politiche messe in atto è quello di creare persone sempre più ricche che si discostano e privilegiate, che si discostano sempre di più dalle persone più povere e bisognose, che hanno sempre meno supporto. Quello che noi vogliamo fare, riprendendoci il governo della città, è chiaramente invertire, per quanto può fare il comune, questa rotta con uno sguardo diverso su appunto senz'altro i cittadini più fragili, con l'idea di riprendere in mano tutti i progetti che noi, anche grazie sfruttando i fondi non solo comunali ma i fondi regionali, i fondi nazionali, i fondi europei, con il PONMEC ad esempio che Anna ha seguito in prima persona, avevamo immaginato di istituire l'agenzia per la casa per mettere a sistema appunto la domanda e l'offerta di abitazioni, realizzandole anche, perché con il PON noi avevamo anche delle risorse per ripristinare alcuni edifici comunali per fare garantire i cosiddetti servizi a bassa soglia, e quindi poter dare anche delle soluzioni abitative temporanee alle persone che attraverso dei percorsi di emancipazione poi avrebbero potuto camminare autonomamente dopo questi percorsi. Purtroppo tutti questi progetti si sono interrotti, e il nostro impegno chiaramente sarà rivolto a, dicevo, riprendere le fila dove le abbiamo interrotte, e chiaramente anche cercare di strutturare nuovi progetti che vadano incontro alle nuove esigenze, perché sappiamo bene insomma che è passato qualche anno, il mondo sta cambiando rapidamente, ci sono diverse emergenze, noi però appunto vogliamo avere uno sguardo positivo e ottimista,
perché nonostante appunto gli scenari siano complicati, il nostro impegno chiaramente è quello di garantire alle cittadine e ai cittadini di Cagliari maggiore serenità, maggiore ottimismo verso il futuro e la prospettiva di poter vivere in una città migliore e più giusta per tutti e a tutti. Quindi io vi ringrazio di essere qui stasera. L'8 e il 9 giugno, come sapete, si vota per il rinnovo del Consiglio Comunale e per il Sindaco. Saluto Massimo Selva che è riuscito a raggiungerci. È importantissimo non solo andare a votare, esprimere la preferenza per Anna e per anche un uomo, se ritenete, perché c'è la doppia preferenza, potete votare per un uomo e una donna, ma soprattutto convincere ad andare a votare tutti coloro che si sono negli anni allontanati dalla politica, facendogli capire che non è vero che siamo tutti uguali, che ci sono persone che sono attente alle esigenze delle cittadine e dei cittadini e che hanno dimostrato anche amministrando questa città che si può gestire il bene comune in modo diverso, lontani dagli slogan da campagna elettorale che non ci piacciono per niente, dimostrando concretamente quello che si può fare. Chiaramente le istanze che voi vorrete rappresentarci verranno da noi tenute assolutamente in considerazione, per quanto appunto nel settore Anna è credo la persona più adatta ed esperta, ma la sua capacità è sempre stata anche quella di ascoltare e cercare di trasformare le richieste in risposte concrete per la nostra comunità. Quindi un grande bocca al lupo. Io ringrazio Francesca, è uno straordinario esempio vivente che tutta la politica non è, e che tutti i politici non sono uguali, nel senso che è sempre stata attenta anche da quando è diventata parlamentare, e vi assicuro che non è assolutamente scontato, ed è un esempio di vicinanza, di ascolto ai territori e ai bisogni dei cittadini. Proprio di questo parleremo e salutiamo Massimo Zedda, un tassello candidato della coalizione della centro-sinistra, nonché tassello fondamentale del Partito dei Progressisti. Prezioso. Grazie, un saluto a tutte voi, a tutti voi, un ringraziamento ad Anna per aver promosso questo momento di incontro e di dibattito. Conosco Anna da tantissimi anni, so la passione, l'interesse, la dedizione, la professionalità che quotidianamente dedica per quanto riguarda le problematiche di coloro che hanno un bisogno, una necessità, una mano d'aiuto, uno sguardo, una mano tesa, che è il sale della democrazia e della politica, o dovrebbe essere. La città di Cagliari, la città metropolitana, è composta da splendidi quartieri, da zone bellissime, da colli verdi, panorami, però al suo interno si annidano anche necessità, bisogni, paure che riguardano la vita di tutti i giorni, l'adeguamento degli stipendi, l'opportunità e l'occasione di trovare un posto di lavoro, una casa, trovare una casa, e se questa è popolare, del comune o della regione, che sia a norma, adeguata, sistemata, con gli accessori funzionanti. Molto di questo non c'è. Negli anni qualcosa ha fatto il comune, nonostante le difficoltà, i tagli di risorse pubbliche, la sottrazione di denaro al comune e ai comuni d'Italia nel corso degli anni. Eppure ancora il comune di Cagliari oggi, le poche realizzazioni che ha, le ultime, sono state fatte durante la nostra ultima consigliatura di Afflumentepido e l'intervento, che ancora non è purtroppo ultimato, è solo agli inizi, quello di Via Donizetti, che ancora è un vuoto senza aver costruito edilizia sociale, convenzionata, popolare, in un'ottica diversa rispetto al passato. Non la creazione di palazzine dove concentrare il bisogno, ma all'interno di nuovi edifici mettere persone così come si presenta la società, giovani, ragazze e ragazzi, giovani coppie che hanno difficoltà a trovare casa, persone che hanno bisogno e non potrebbero permettersi una casa,
concentrare in un palazzo non solo la necessità e il bisogno, ma un pezzo di società, perché ci sia una reale integrazione di vita, di relazioni umane, sociali, nella quotidianità. C'è un disperato bisogno di servizi sociali, c'è una necessità incredibile, in particolar modo dalla popolazione anziana e da coloro che vivono un bisogno di fragilità, una necessità e un bisogno legato a una fragilità fisica, a un trauma, a un disagio, a una malattia, connesse alla sanità, che è difficile oggi percepire come vicina alla popolazione. Noi avevamo un progetto legato ai tanti quartieri periferici, dal CEP a Santeria, a Ismirrionis, San Michele, a Santa Teresa a Pirri, insomma in tutti i luoghi dove si sentiva una forte necessità di presidi sociosanitari. Avevamo immaginato case della salute con pediatri, medici, infermieri, in modo tale che lì, insieme a servizi sociali decentrati, con la regione, il comune, gli assistenti sociali e tanti altri servizi, potessero nascere e crescere non solo luoghi di cura e di assistenza, ma anche momenti di formazione professionale. Non è stato fatto nulla dalla regione in questi anni e niente è stato fatto dal comune. Non è stato promosso un momento di incontro, di relazione con la popolazione per quanto riguarda progetti di formazione professionale, il potenziamento degli istituti scolastici. Rischiano di chiudere ancora altre scuole nei quartieri periferici. Non sono stati creati nuovi asili, sono stati chiusi alcuni degli asili esistenti. Tardano i fondi della 162. C'è una lentezza nell'erogazione del bonus per quanto riguarda gli asili. Non lo pagano da gennaio, con tutte le difficoltà legate alle famiglie che hanno figli e che hanno una necessità e un bisogno. Sembra che sia diventato e si sia trasformato questo paese in un paese che non guarda più alle cittadine e cittadini, guarda all'economia, guarda alla ricchezza di alcuni a danno di pochi, di pochissimi, che sono invece tantissimi ma non fanno opinione, non si sentono le loro voci. Sono pochi perché divisi, sono pochi perché volutamente sono stati lasciati soli e abbandonati, e invece sono purtroppo tanti, perché c'è tanta periferia sociale in tanta parte delle nostre città, in tante parti delle nostre città, anche nelle città più ricche, c'è una necessità, un bisogno. Noi vorremmo ripristinare una sintonia, una vicinanza tra le istituzioni pubbliche, chi le amministra, le cittadine e i cittadini, generando anche occasioni di lavoro nuove, perché lo sviluppo, la crescita di una città su tutti gli ambiti possibili può e deve generare un'occasione di lavoro in più che possa dare una risposta, ma perché quella risposta arrivi a una parte della popolazione che più ha bisogno, è necessario che si affianchino politiche di istruzione, di aiuto, di supporto e di formazione professionale. Altrimenti ci sarà un'ulteriore solitudine, un ulteriore abbandono, un'ulteriore distanza. Serve abbattere i costi. Si parla tanto di comunità energetiche. Tutti pensano al piccolo paese. La verità è che una piccola comunità energetica, piccola o grande, potrebbe essere organizzata nei nostri quartieri, in particolar modo nei quartieri popolari, per abbattere i costi dell'energia, in particolar modo usando gli edifici pubblici che già esistono e non vengono utilizzati nelle sue superfici. Si parla di pale eoliche per l'arricchimento di alcuni e non si discute, non si parla di dove invece mettere la possibilità di generare energia per i bisogni delle famiglie, della popolazione e delle imprese che magari attecchiscono, sorgono, nascono e ci auguriamo sopravvivano ancora di più in quei luoghi. Si tratta quindi di articolare una città perché guardi al miglioramento della qualità dei servizi pubblici, che possa generare trasporti migliori, perché possa essere anche quello un argine all'elemento di maggior costo per alcuni che hanno difficoltà di spostarsi. Si tratta di ragionare con la Regione Sardegna perché Area utilizzi le risorse che ha per sistemare gli edifici di sua proprietà. Vale a Santeria come vale in altre parti della città. In alcuni casi sono finanziamenti del 2006 non ancora utilizzati. 20 anni che si attende una manutenzione, un lavoro, un intervento per abbellire alcuni luoghi. Su quello, anche dialogando con la Presidente della Regione, Alessandra Todde, anche lei
visitando alcuni dei luoghi della città, si è impegnata nell'intervento in quella direzione, e ci auguriamo che questo possa accadere. Chiudo, non voglio farla lunga, e vi chiedo allo stesso tempo di pazientare e scusarmi, perché devo andare ad un'altra assemblea, perché oggi c'è in contemporanea di fatto la presentazione di una delle 10 liste che sostengono Anna e tutti noi nella battaglia, nella corsa verso il comune. Quindi vi chiedo scusa se dovrò andare via. Però Francesca, Francesco, Anna ovviamente si tratterranno e ascolteranno anche le proposte, le idee, le esigenze per una città che sia una città dell'accoglienza, perché una città che accoglie è una città dove si vive meglio. Una città che accoglie vuol dire che il disagio, i problemi non li nasconde, ma li affronta, perché il compito della politica è cercare, nonostante le difficoltà, le poche risorse, trovare una soluzione ad alcuni di quei problemi. E non penso alla città di Cagliari come città che ha periferie, inteso, certo, ci sono dei luoghi periferici rispetto al centro storico, ma va da sé, lo stesso nome lo dice. Però se penso a San Michele, che comunque ha al suo interno il parco di San Michele, e sull'altro versante, sul versante di Smirionis, il parco di Monteclaro, se penso a Via Castelli, che si affaccia su Tuvigedo e Tuvumanno, che devono essere riqualificate, o Sant'Elia con la bellezza del golfo attorno al quartiere. E alla fine a Cagliari, se ci fosse uno sforzo congiunto di tutte le istituzioni, dallo Stato in termini di sicurezza e dalla Regione, dal Comune in termini di processi di sviluppo e di miglioramento della condizione dei luoghi e delle persone, della vita delle persone che vivono in quei luoghi, Cagliari non è grande quanto Napoli, quanto Roma, non ha una dimensione tale per cui i problemi sono insormontabili. Si tratta di iniziare con buone pratiche e con l'utilizzo. No, signora, non se ne vada, guardi, noi siamo spopolamento e nascita zero, quindi è un bene da tutelare con bambini. Cioè, non disturba, perché abbiamo un bisogno, una necessità incredibile anche di bambine e bambine, di ragazzi e di ragazzi, che invece partono molti per cercare lavoro fuori. E quindi su questo ci sentiamo di garantirvi un impegno, che non significa la soluzione di tutti i problemi, perché sarebbe una promessa vana e sarebbe mentire innanzitutto a voi, ma l'impegno nel tentativo di sradicare alcune di queste problematiche in un lavoro quotidiano insieme a tante persone che già in questo settore, in questo mondo, su questi temi hanno creato un pezzo di professionalità e una parte importante di passione politica. Su questo vi garantiamo un impegno. Grazie. Io ringrazio Massimo, che salutiamo. Accanto a me c'è un altro mio compagno di viaggio, candidato alle regionali, una persona che in parte è stata protagonista rispetto all'opposizione dei disastri della giunta stato-leghista. È stato protagonista rispetto a uno dei diritti fondamentali, che è quello della salute, in quanto faceva parte della commissione sanità, e a lui do la parola. Francesco Amus. Grazie. Io non la vorrei far lunga, non la farò lunga, anche perché di politica ha parlato Francesca, della città che viviamo e soprattutto di quella che avremo tra un mese, speriamo un mese, così al primo turno e la chiudiamo subito. Ne ha parlato Massimo, a me non resta che parlare di Anna, direi. No, l'alternativa è parlare di sanità, però a quest'ora c'è il rischio che vi faccia andare la cena di traverso, quindi forse iniziamo dalla candidata che ci ha invitato oggi. Io non ero neanche previsto in locandina, però
non ho resistito alla tentazione di dirle grazie, perché se in questi anni alcune voci sono state percepite nella politica sarda e cittadina, non sono state cancellate, se alcuni bisogni sono arrivati sul tavolo della politica e in alcuni casi sono stati affrontati, è perché quelli come Anna, invece di rimanere a casa in disparte a scrivere su Facebook quanto è bello pensare di cambiare il mondo, si è rimboccata le maniche e ha dedicato una parte del suo tempo alla politica e a questa città. L'ambizione, l'auspicio da cagliaritano è che questo tempo sia ancora lungo e che in questa legislatura, in questa consigliatura, nella prossima, quella che inizierà, più che nelle precedenti, questo tesoro d'esperienza possa essere messa a frutto ancora in maniera più forte. Perché ne abbiamo bisogno tutti. La sfida del sociale è quella che caratterizzerà i prossimi 5 anni. Lo ha detto Massimo prima, noi siamo tra le città italiane una di quelle che ha l'età media più alta. Siamo una città in cui le persone anziane sono molto più che i giovani. E in questi anni abbiamo conosciuto una pulsione all'egoismo e all'isolamento molto più forte rispetto a quella dei decenni passati. È finita la rete di protezione familiare che ha protetto persone fragili negli anni passati ed è aumentata la solitudine, è aumentato anche lo sguardo malevolo delle istituzioni. L'ha detto prima Francesca. Veniamo da 5 anni in cui la povertà è stata vista come una colpa, in cui è stata usata la polizia per criminalizzare chi si trovava in una situazione di disagio. E lo si è fatto nel silenzio di troppi. È diventata quasi fuori moda, quasi una parola da dire sottovoce per paura di essere strumentalizzati, anche la difesa dei più basilari diritti costituzionali. Se quelle istanze non sono sparite, è perché in Consiglio Comunale eravamo ben rappresentati. Per cui il mio ringraziamento va ad Anna, va a Matteo, va ad Alessio, che nel gruppo dei progressisti recentemente è entrato grazie al fatto che appunto Anna ha fatto un altro ulteriore e coraggioso passo indietro. Va a tutta la minoranza che ha difeso quelle istanze dal rischio di essere cancellate anche dalla cronaca quotidiana. Adesso arriva una campagna elettorale che durerà poco, perché abbiamo ancora 3 settimane appena, in cui dovremo cercare di convincere quante più persone possibili della bontà del nostro progetto politico, del fatto che grazie all'amministrazione di Massimo Zedda si potrà di nuovo far iniziare a sognare una città che ormai si è abituata a vivere di ordinaria amministrazione, che peraltro non riesce nemmeno a portare a termine, così come non portano a termine i cantieri eterni che paralizzano ogni quartiere di questa città. È però un lavoro che richiede uno sforzo da parte di tutti noi. Anche per questo chiudo il mio discorso qui, non soltanto perché non vedo l'ora di sentire cosa avrà da dirci Anna, ma anche perché penso che riunioni come queste, in cui ci diciamo tra noi già convinti quanto sia importante andare a votare l'8-9 giugno, siano belle, siano utili, ma siano meno utili invece dell'azione di convincimento che ciascuno di noi deve fare nella propria famiglia, nel proprio posto di lavoro, tra i propri contatti. C'è una marea di gente che non sa nemmeno che tra poche settimane si voterà per scegliere il sindaco. C'è chi pensa di averlo già fatto insieme alle regionali, visto lo smacco che ha avuto il sindaco che ha amministrato la città sino a poche settimane fa. Ricordiamoglielo e facciamo di tutto affinché per Cagliari e per i cagliaritani ci sia un nuovo inizio. Vi ringrazio. Io ringrazio Francesco, vi ringrazio tutti per essere qua, per la pazienza, perché il candidato sindaco si è fatto attendere. Il titolo di questo evento è una Cagliari dei diritti, una Cagliari dei diritti perché sono molto affezionata all'idea appunto di una politica al servizio dei cittadini e delle cittadine,
e poi soprattutto perché comunque credo che chiunque si candidi a ricoprire una carica pubblica come quella del Consiglio Comunale non può rimanere indifferente. Non può rimanere appunto indifferente rispetto a barriere burocratiche e amministrative che limitano l'accesso rispetto all'esercizio dei diritti, non può rimanere indifferente rispetto a sacche di povertà che coinvolgono una fascia sempre più ampia della nostra popolazione che ha difficoltà a condurre uno standard di vita minimamente accettabile. Non può rimanere appunto indifferente rispetto alle disuguaglianze generazionali, nel senso che analizzando la situazione del contesto di Cagliari sono sempre più marcate le condizioni di vita dei giovani rispetto agli adulti. Quindi la politica serve per dare voce a questi bisogni, una politica che riparte dal territorio, una politica che ha conseguenza sulla vita delle persone in termini proprio di creare opportunità di benessere oppure di malessere. Quindi per me è molto importante parlare di diritti sociali perché se ne parla poco. Parliamo del verde, della pulizia, delle strade, appunto dei cantieri, di contenitori, ma abbiamo bisogno di contenuti, quindi di diritti sociali, appunto ripartendo essenzialmente dall'equità, dalla giustizia sociale come presupposto fondamentale per costruire una Cagliari al servizio di tutte le persone. Perché se qualcuno appunto rimane indietro siamo sconfitti tutti, io, voi, chiunque. E nessuno rispetto ai fattori di rischio sociale può sentirsi al sicuro. Di fatto i miei compagni di viaggio non hanno affrontato da un punto di vista politico la candidatura di Alessandra Zedda, quindi la candidatura di Matteo Salvini, dove appunto vediamo come Alessandra Zedda di fatto abbia omesso il simbolo della Lega nella sua pubblicità che vedete in giro appunto della città. Allora io penso che bisogna ricordarlo a queste persone, okay? Che noi qui, io soprattutto, e il nostro partito è contrario allo scontro sociale, è contrario a politiche che fanno leva sulla pancia e sulla fame delle persone, è contrario a qualsiasi forma di xenofobia appunto e di razzismo, perché la solidarietà, l'uguaglianza, la libertà e l'antifascismo sono i valori che costituiscono la nostra essenza. E alla candidata sindaca, oltretutto, andrebbe ricordato che è complice del disastro della giunta sardo-leghista di cui Francesco ha omesso gran parte dei dettagli, nel senso che lei era assessore al lavoro, nonché appunto nonostante si facciano prenda appunto distanza rispetto all'operato di Truzzo in città, gran parte dei candidati nelle sue liste sono membri di quella maggioranza e sono componenti di quell'esecutivo che hanno contribuito a creare appunto quel disastro. Quindi è bene ricordarcelo tutti, di che cosa appunto stiamo parlando, chi abbiamo appunto di fronte. In realtà, quando è stato fatto l'analisi del voto sulle regionali, io ho sentito dire tantissime persone che Truzzo ha perso per i tanti cantieri aperti in città. Ci voleva appunto una programmazione appunto maggiore, non ci vuole un livello di astrazione particolare appunto per capirlo. In realtà io vi posso dire che Truzzo ha perso perché ha fatto acqua in tutti i settori che caratterizzano appunto Cagliari, ha fatto acqua in tutte le Cagliari che ci sono. Basta semplicemente analizzare il triennale delle opere pubbliche per rendersi conto del fatto che il sindaco non aveva una visione della città, ma non solo non aveva appunto una visione in termini di opere strategiche, ha anche rispetto a gran parte degli interventi di rigenerazione appunto urbana promossi dalla precedente amministrazione. Parlo di 18 milioni di euro su Santa Vendrace, col bando periferie. Parlo dell'accordo dei diritti di Smirionis, dove erano previsti tantissimi interventi finalizzati appunto a restituire dignità ai quartieri appunto e alle periferie, o ancora gli interventi portati avanti sul piano operativo della città metropolitana
a distanza di 6 anni noi non siamo in grado di sapere a che punto siamo. Non è stato appunto portato avanti niente e chi come me ha avuto modo di vedere in commissione bilancio quello appunto che era il prodotto di questa amministrazione uscente era esclusivamente uno slittamento costante di cronoprogrammi perché di fatto non c'era una difficoltà legata a reperire delle risorse, che ce n'erano e ce n'erano appunto tante, era appunto la mancata capacità di spesa. Quindi gran parte appunto degli interventi non sono appunto realizzati, nonostante di fatto si avessero dei fondi, perché non c'era appunto una visione, non c'era appunto una capacità di spesa. Questo è successo sulle azioni di carattere materiale, ma anche sulle azioni di carattere immateriale che sono appunto presenti, ad esempio sulle missioni del PNRR, la missione 5 che parla di coesione e di inclusione sociale. Io vi posso dire che nonostante la spinta europea fosse l'introduzione di politiche innovative, appunto diverse, sfidanti per una città capoluogo come quella di Cagliari, gli interventi ad esempio sull'housing first, quindi sulla condizione di grave marginalità delle persone, ok, o delle stazioni di posta, si sono tradotte esclusivamente nel cambiare delle voci all'interno di un bilancio comunale conosciuto. Quindi esclusivamente abbiamo cambiato titolo all'intervento senza appunto modificare ovviamente la modalità e neanche l'erogazione dell'intervento. Questo ha fatto l'amministrazione Truzzu in questo periodo. Sulle politiche sociali, di fatto, vediamo appunto come abbiamo una legge di settore del 2005 che disciplina la realizzazione del sistema integrato, che ci spinge e ci parla dell'integrazione, della necessità di come gli interventi e le politiche sociali debbano essere connessi con appunto le politiche abitative, con le politiche culturali, con le politiche dell'istruzione. In realtà che cosa abbiamo? Interventi di carattere frammentario, settoriale, che appunto non sono capaci di rispondere ai bisogni globali, complessi, multidimensionali che le persone incontrano nella propria vita. Ad esempio, vi faccio un esempio a livello di macrostruttura, sulle politiche abitative la legge 431 che è finalizzata all'abbattimento del canone di locazione è gestita dalle politiche sociali, l'agenzia sociale per la casa è gestita dalle politiche sociali, la casa albergo che è la principale struttura dedicata all'emergenza abitativa, quindi dedicata all'accoglienza di sfrattati in città è gestita dalle politiche sociali, l'edilizia pubblica invece è gestita dai lavori pubblici, con appunto l'edilizia convenzionata, mentre ancora appunto abbiamo il patrimonio appunto che gestisce la sfera appunto dei canoni. Dove vogliamo andare? È necessario avere un altro approccio, è necessario per parlare appunto di diritto alla casa avere appunto un approccio integrato. Questo succede, ok, sulle politiche, ma immaginiamo sulle persone. Io sono funzionario psicologo in aspettativa non retribuita, preciso, al servizio sociale del comune di Cagliari. Mi occupo di tutela di minori, quindi famiglia e minori. Io prendo in carico appunto i minori, quindi i nuclei familiari, quindi mamma, la coppia genitoriale appunto con i minori, fino a quando hanno 18 anni. Quando appunto il ragazzino compie 18 anni, chi lo segue? Nessuno. È ora di finirla. Nel senso che noi stiamo giocando con la vita delle persone e quindi una legge, non mi sto inventando appunto niente di nuovo, che appunto ci spinge ad avere appunto una visione che si traduce appunto in una politica diversa. O ancora integrazione appunto interservizi, ma anche integrazione con livelli più alti di governo. Massimo l'ha detto, quanto è importante sulle politiche abitative fare appunto degli interventi coordinati appunto con ARIA, che gestisce 3.700 alloggi popolari appunto in città. Quanto è importante essenzialmente nella costruzione appunto di risposte organiche, complete ai bisogni che le persone possono incontrare, appunto di fare degli accordi e di lavorare in rete con il terzo settore. È molto importante e questo appunto non accade. Non accade, ci limitiamo appunto a curare il nostro orticello. Anche appunto sull'integrazione sociosanitaria, quanto è importante avviare appunto un lavoro con i servizi appunto di promozione e di prevenzione appunto della salute rispetto a tantissime criticità che abbiamo visto sui nostri territori, oppure appunto rispetto alle persone con sofferenza mentale. È un lavoro appunto che non viene fatto. Occhio però, perché integrazione
e quindi praticamente collaborare con il terzo settore, con le associazioni di volontariato, non significa essenzialmente delegare ad altri il compito della funzione pubblica, ma deve essere appunto essenzialmente un'attività di affiancamento in applicazione del concetto di sussidiarietà, di completamento dell'azione pubblica, perché appunto qua è molto importante mettere in evidenza come in tantissimi appunto quartieri sono state appunto le associazioni di volontariato, le associazioni del terzo settore ad avere sostituito completamente anche appunto l'amministrazione rispetto a servizi indispensabili che sono appunto disciplinati come livelli essenziali di assistenza, e questo non deve accadere appunto mai più. Quindi ricchezza appunto di interventi e ovviamente ripartire appunto dei territori, appunto da che cosa le associazioni appunto del terzo settore appunto offre, ma questo lo possiamo fare con il personale. Il personale appunto dei servizi sociali è sovraccarico. Parliamo appunto essenzialmente di tantissime persone che sono andate in pensione, che non sono state sostituite, o ancora appunto di carichi di lavoro che non sono appunto gestibili e che sono appunto ai limiti del burnout. Di conseguenza è molto importante evitare esternalizzazioni dei servizi come risposta appunto a una situazione che l'amministrazione non riesce a gestire. Ricordo che l'esternalizzazione dei servizi crea appunto frammentarietà, crea appunto precarietà, e il lavoro sociale portato avanti dagli assistenti sociali e da tutti gli attori sociali, quindi educatori, psicologi e appunto essenzialmente chiunque intervenga nell'intervento, si basa su delle relazioni di fiducia che hanno necessità di continuità e non di interventi che oggi ci sono e domani non ci sono più, perché l'amministrazione non è in grado appunto di affrontare appunto i bisogni che i cittadini hanno. Questo appunto è una roba indispensabile, nel senso che quando appunto non si riesce a sostenere appunto gli interventi, si punta appunto ad esternalizzare appunto ad esternalizzare i servizi. E l'esternalizzazione non è a garanzia dell'accesso di tutti ai servizi, e noi appunto vogliamo fare in modo che nessuno rispetto a questo rimanga indietro. Prima è stato parlato delle caratteristiche del contesto locale, che è un contesto caratterizzato da una forte vulnerabilità sociale. A Cagliari sono presenti 77.000 famiglie, i bambini sotto i 10 anni si attestano una frequenza del 5,5%, i soggetti over 65 sono 27,8%, e possiamo dire che di fatto si programma senza tenere conto di questi bisogni. Che cosa chiediamo? Chiediamo che ci venga potenziato il servizio territoriale, i servizi di prossimità. Le circoscrizioni territoriali attualmente non sono presenti in tutti i quartieri, quindi le circoscrizioni, come è successo per la prima circoscrizione, che è stata accorpata dalla Marina a Via Castiglione, le circoscrizioni non devono essere accorpate, ma devono essere appunto potenziate. Questo perché è necessario potenziare la territorialità, perché il servizio sociale e le politiche sociali non hanno esclusivamente una funzione di riduzione appunto del danno, non devono intervenire soltanto in situazioni di emergenza, in situazioni di cronicità, devono appunto promuovere il benessere appunto della popolazione, e quindi appunto devono fare prevenzione. In un territorio appunto della Marina che è caratterizzato in prevalenza da soggetti anziani, voi vedete appunto l'anziano che va in Via Castiglione per segnalare qualsiasi cosa? Non credo. E questo è molto importante quando parliamo di invecchiamento attivo, dell'importanza anche di determinate politiche, perché appunto vi ricordo, l'ho anche pubblicato in un post su Facebook diversi giorni fa, come appunto la vecchiaia inevitabilmente espone appunto alla fragilità e alla solitudine. E uno dei fenomeni sociali che emerge maggiormente in città è quello del barbonismo domestico, dove appunto ci sono degli anziani che per solitudine e per appunto isolamento vengono trovati morti all'interno appunto delle proprie abitazioni. E questa è una società che si chiama civile, non se lo può permettere.
dato relativo appunto alla povertà, no? Nel senso che Francesca prima ha parlato degli ultimi dati appunto diffusi, un elemento che colpisce particolarmente è sicuramente la povertà educativa. Dobbiamo creare appunto in tutti appunto i quartieri delle opportunità educative, socializzanti, appunto culturali, così come abbiamo fatto con una delibera di giunta targata Massimo Zedda nel 2015, dove abbiamo reso operativi dei centri di quartiere. Attualmente sono presenti a Ismirionis, a Molino Becciu, sono presenti a Pirri, sì, anche alla Marina, ma manca ancora appunto l'operatività di queste attività multidisciplinari rivolte alla generalità della popolazione, quindi non soltanto a persone che hanno delle condizioni di disagio, ancora sia nel quartiere del Cerco Fonsarda, così come siamo in attesa del famoso recupero dell'ex asilo appunto di via Schiavazzi appunto a Santeria. Immaginate nel quartiere appunto di Santeria appunto i bambini hanno delle opportunità di vita che sono nettamente diverse rispetto alla generalità della popolazione, gli abitanti non hanno un medico di base, i bambini non hanno appunto un pediatra, vivono appunto in condizioni che sono assolutamente disumane, in alloggi degradati appunto e vetusti, con aree appunto cortilizie che sono colme di appunto liquami appunto fognari. Io mi chiedo appunto se questa è la società che vogliamo. Un altro elemento appunto che emerge, che è una criticità che il territorio ha, è quello relativo a un livello essenziale d'assistenza che è previsto dalla normativa nazionale, la 328 del 2000, che praticamente disciplina come strumento fondamentale del servizio il pronto intervento sociale. Qualcuno di voi ha mai appunto segnalato alla polizia locale oppure si è trovato di fronte a delle situazioni di emergenza, sia personale appunto che familiare, non sapeva appunto cosa fare quando appunto gli uffici dei servizi sociali sono chiusi? Non c'è? Nessuno. Cosa è stato fatto? Il proprio intervento sociale è stato esternalizzato, nel senso che viene appunto gestito da un'associazione, con un numero che non è diffuso, quindi nessuno sa che cosa fare in situazioni appunto di emergenza. Ok, non tenendo neanche conto dell'articolo 403 previsto dalla riforma appunto Cartabia, che non solo mette in evidenza come sia necessario, ok, rendersi disponibili appunto e reperibili rispetto a delle situazioni di emergenza, ma anche rispetto a delle situazioni di urgenza che un cittadino qualsiasi girando appunto per la strada appunto può incontrare. La polizia municipale chiama me all'1 del mattino per sapere come fare e non chiama appunto il servizio sociale. Allora, quando io non facevo parte appunto del gruppo. Però vi dico una roba che non può essere, non può funzionare. Il servizio appunto sociale ha un ruolo appunto indispensabile e i livelli essenziali di assistenza, non perché lo dico io, devono essere garantiti e devono essere garantiti per legge. Quindi è importante, fin da subito, ok? È importante garantire un servizio appunto di reperibilità da parte del servizio sociale che sia operativo dal venerdì alle 14 sino al lunedì alle 8 del mattino, in maniera con un numero appunto verde, disponibile per la cittadinanza, per le forze dell'ordine, per chiunque si trovi appunto a contatto con delle situazioni appunto di pericolo, perché è impossibile appunto che rispetto a delle situazioni di emergenza si possa dire che il servizio è chiuso e che appunto il personale non è in servizio. Siamo una città capoluogo e non possiamo permetterci una violazione della normativa di questo genere. Queste discrepanze succedono anche rispetto alle politiche abitative. Rispetto alla casa, la casa è di fatto una delle manifestazioni più evidenti della povertà in città. Generalmente si parla di diritto alla casa riferendosi alle solite persone in condizioni appunto di svantaggio sociale. Ricordo che l'accesso all'edilizia residenziale pubblica copre fino a una fascia di reddito che si attesta appunto intorno ai 20.000 euro. In realtà il dato allarmante è che praticamente la problematica abitativa coinvolge tutti,
anche coloro che tempo fa erano protetti, coinvolge persone anche con un reddito o ancora lavoratori poveri che di fatto hanno difficoltà di reperire nel mercato immobiliare, nel libero appunto mercato, degli alloggi da locare. È una problematica importante che richiede appunto un piano di riordino sicuramente di carattere nazionale, anche se non penso che ci sia questa volontà da parte della nostra Presidente del Consiglio, che le uniche politiche che ha portato avanti in questo settore sono state quelle appunto di non finanziare appunto gli interventi finalizzati all'abbattimento del canone di locazione, non finanziare appunto il fondo sulla morosità incolpevole, che riguarda appunto delle situazioni di morosità che non sono determinate dalla volontà di non pagare, ma da situazioni appunto di disoccupazione, e che appunto con il fatto che ha tolto il reddito di cittadinanza, che era appunto una misura universalistica, quindi rivolta a tutti, ha tolto anche il contributo dell'affitto adesso collegato, lasciando le persone appunto senza fame, senza soldi e soprattutto senza casa. Noi appunto abbiamo il compito di sfidarci rispetto appunto a una situazione appunto di emergenza. Cagliari è un comune ad alta tensione abitativa, lo dicono i dati del Ministero appunto dell'Interno. L'ultimo bando che l'amministrazione Trucciu ha fatto rispetto all'assegnazione degli alloggi popolari vede appunto come richiedenti 830 persone. I beneficiari appunto di legge 431, che sono i fondi finalizzati all'abbattimento del canone di locazione, coinvolgono oltre 800 persone. Sugli alloggi a canone convenzionale non vi posso dire niente perché l'amministrazione ha fatto un bando ma non ha ancora pubblicato la graduatoria, mancano 5 mesi ma ancora appunto non è dato saperlo, e ci sono appunto tantissime persone che vivono in una condizione appunto di sovraffollamento, appunto di coabitazione, in condizioni che sono veramente poco dignitose rispetto ad un elemento che è molto importante. Quindi appunto è importante sicuramente iniziare a riorganizzare la macrostruttura cercando di far convertire le politiche abitative in un unico settore, perché dobbiamo dare delle risposte organiche. Dobbiamo partire da un monitoraggio degli immobili comunali, nel senso che il comune rispetto alle 800 domande, le uniche case appunto disponibili erano appunto i 36 alloggi di via Flumentepido. L'amministrazione non ha contezza di quali alloggi ci siano, di quali alloggi siano appunto occupati ed è il titolo appunto essenzialmente che autorizza l'uso di questi immobili. Io penso che questo sia inaccettabile. Dopodiché dobbiamo appunto incrementare sicuramente quindi il numero appunto di alloggi, non appunto necessariamente costruendone appunto dei nuovi, ma anche appunto utilizzando, facendo degli accordi pubblico appunto privato. In città ci sono appunto tanti esperimenti che sono stati fatti, ad esempio su Cagliari appunto Tanta, dove è stato acquistato e quindi non è stato appunto costruito, e dobbiamo appunto soprattutto dare una risposta anche a quella fascia grigia, a quelle persone che di fatto le nuove famiglie, le nuove appunto coppie che di fatto hanno una difficoltà ad accedere al mercato degli immobili appunto degli immobili privati, e di conseguenza anche rivedendo appunto tutti gli accordi territoriali rispetto all'accessibilità, sulla sostenibilità del canone appunto di locazione. Rispetto a questo, quindi alle politiche abitative, penso che sia importante